in collaborazione con Di Cadena del Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Di Cadena del Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Cari amici e cari amiche, eccoci qua. Vi avevo promesso che vi portavo in un locale caratteristico. La trasmissione di qua di là del Piave ci stava un'osteria, è qualcosa di straordinario che abbiamo messo in piedi con l'aiuto di Veneto Globe, dei nostri operatori e di Claudio Granziera. Ciao Claudio, benvenuto in questa trasmissione. Grazie dell'invito, saluto tutti quanti. Bene, noi saremo con voi per diverse settimane, naturalmente, cambiando dei locali e mostrandovi quali sono le caratteristiche e le peculiarità dei locali del Veneto, di qua e di là del Piave. Il primo locale che abbiamo pensato di farvi conoscere è un locale caratteristico. Non ha niente dell'osteria, ma ha tutto dell'osteria, non ha niente dell'alimentare, ma ha tutto dell'alimentare, ha tutto però della cultura, della poesia, della musica e abbiamo fatto la prima puntata qui da Ugo. L'abbiamo presentata, ve l'ho promessa, eccoci qui con Ugo. Ciao Ugo. Ciao Bruno. Allora, Ugo, io ti devo fare delle domande. Innanzitutto, in quale momento ti è venuta l'idea di aprire un locale così caratteristico, dove la cultura, la musica e l'arte predominano? Ti rispondo immediatamente. Sono arrivato in questo paese nel 1961, aprendo a Conegliano la prima pizzeria, che si chiamava Pizzeria Birreria 3B, in Viale Carducci. Me la ricordo, te la ricordi Claudio? Sì, sì. Era un luogo di incontro di tutta Conegliano in quella Sì, pizzeria. direi proprio di sì, con un arredamento avveniristico, futuristico, proiettato proprio nel futuro. L'idea poi di uscire da questo locale e valorizzare le osterie, che negli anni 60 ce n'erano parecchie, mi è nata 8 anni fa, quando io, avendo fatto tutt'altro nella vita, sempre nell'ambito della somministrazione di bevande e alimenti, ho deciso, camminando un giorno per caso, di passare di qua. E ho visto questo locale, c'era scritto affittasi. E lì mi è venuta l'idea proprio di dire, qui farò la mia osteria. Eri ancora giovane allora? Sì, ero pieno di iniziative. Un'osteria però che avesse alcune caratteristiche e che rispettasse alcuni canoni, che sono pochi. Cibo, pane e vino sono gli elementi essenziali dell'essere umano e quindi necessariamente sono dei prodotti umili e l'umiltà non ha bisogno di ingredienti. Quindi ho deciso di aprire questa osteria rispettandone questi canoni, che sono raccontare, parlare, narrare se stessi e gli altri è un bisogno primario dell'uomo.
Il racconto è come il sangue che scorre nelle vene, alimenta il cervello e condiziona tutte le altre funzioni del corpo. Il sangue, rinvigorito dall'ossigeno e dalle ombre di vino, è l'elemento essenziale e indispensabile alla vita dell'essere. Quindi, soprattutto il bar, il gruppo di amici migliori, diventa il luogo dove potersi relazionare e fare dell'amicizia, e fare, lo ripeto, dell'amicizia il legame più prezioso. Vedi Claudio, Ugo ha centrato quello che era forse il desiderio di molta gente che non sa se andare a prendere il caffè, se andare a mangiare un panino, se andarsi a fare tagliare una fetta di salame. E difatti la prima volta che noi siamo entrati qua ci ha detto servitevi per le brioche. Vabbè, ci serviamo per le brioche. E ci ha detto poi anche servitevi per il caffè. E servitevi per il caffè. Ci ha fatto pagare poi anche, sì, tutto regolare, sì, naturalmente. E ci siamo trovati in un ambiente strano, in un ambiente che quando ti giri intorno vedi l'arte, e di questo ne parleremo nelle prossime puntate, Ugo, perché ben volentieri. A me fa piacere stare qui con te almeno 2 o 3 volte. Ah, bello. Perché hai molto da raccontare. Sì, direi che oggi diciamo è una prima puntata, ma soprattutto far capire a tutti, perché io ho sempre considerato l'osteria come una seconda casa, oppure come per alcuni la casa di chi non ne ha. Quindi l'osteria di paese è una bottega, lei è una scuola, lei è un incrocio e un foro. Un foro sarebbe un buso o no? Un buso, parla pure come l'osteria, ti ha insegnato mamma. L'osteria è un luogo. Ma tua mamma era di qua, di Veneto? È un luogo della parola. Tua mamma era qua a Veneto? Sì, friulana. Sì. L'osteria è un luogo della parola, non ci sono uomini completamente soli e nessuno è perduto, nessuno si perde, finché resta aperta una. Capito? Quindi, venire qua da me, come l'ho detto prima, si passa un'oretta, ma un'oretta insieme. E quando dico insieme, è proprio stare insieme e sentire naturalmente tutte le fiabe, ognuno ha qualcosa da contare. E questa è la dimostrazione, Claudio, che questo è un punto di incontro e di aggregazione. È importantissimo e io direi di tornarci. Questo sicuramente. Io vorrei aggiungere solo una cosa velocissima, perché abbiamo parlato di letteratura, di poesia, di tradizione, di territorio. Vorrei aggiungere che io ho conosciuto Ugo per la prima volta, sono entrato in questo suo locale circa 1 anno e mezzo fa, e mi ricordo perfettamente che mi sono seduto al tavolo e ho fatto colazione ascoltando anche della buona musica. Mi ricordo nello specifico che ho fatto colazione in una mezz'ora, caffè e brioche, ascoltando la Tosca, se non mi Era una mia edizione di 40 anni fa, perché ve lo dirò la prossima puntata, è un segreto. Difatti oggi, Ugo, io ti ringrazio per la tua partecipazione. La prossima, chiuderai te con un anetto. È un aneddoto, no? Questo è un aneddoto. Un aneddoto, sì. E poi salutiamo i nostri amici. Che fa ulteriormente capire che l'osteria è anche una piacevolissima amante. Per cui dico, amici, un fiade skei per tirare avanti non si mica massa. Non si massa, no? È una donnetta che riceve i nostri basi con quel gusto che serve per donarli. Non si mica massa. No, Claudio, non si massa. Ma un fiade vin, amici, con un gesene skei, ne amor, o anche si gesè,
un fiade vin bevuto tra amici, un fiade vin e ancora un fiade vin, amici. Non è mica massa? Non sei mica Non massa. sei, no. Cari amici, cari ascoltatori, avete visto che le nostre puntate seguiranno con questo spirito, quello di raccontarvi qualcosa che magari conoscete già, ma che forse qualcuno di voi non conosce, e i punti di aggregazione che una volta si usavano proprio per fare anche una cantata. Grazie ad Ugo, grazie a voi che ci avete ascoltato e arrivederci alla prossima volta. Grazie. In collaborazione con Là nella valle c'è un'osteria, c'è l'allegria, c'è l'allegria. Là nella valle c'è un'osteria, c'è l'allegria di noi alpini e se son pallida come una strassa. Vinassa, vinassa,